sulle nostre bellezze archeologiche, Turrigetto insegna. Significa poter decidere sul nostro ambiente, significa poter decidere sui nostri beni culturali, ma poter decidere su tutto ciò che riguarda i bisogni e gli interessi del popolo sardo, che si identificano una precisa identità e che quindi si identificano una precisa realtà di tipo identitario. Ecco, la ricerca della sovranità deve essere quella di poter decidere su questioni sulle quali oggi noi non siamo posti nella condizione di poter decidere. Naturalmente non è che io mi nasconda che dietro questa possibilità, la possibilità di percorrere strade nuove ed inedite, non ci siano delle difficoltà, non ci siano degli ostacoli. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza numero 365 del 2007, a proposito di una legge approvata dal Consiglio regionale, la legge numero 7 del 2006, che era la legge che doveva istituire la consulta statutaria, che doveva essere lo strumento attraverso il quale poter riscrivere il nostro statuto di autonomia. Quella sentenza ha in sé delle argomentazioni che sono francamente inquietanti. Non solo in quella sentenza si dice con molta nettezza che esiste un limite invalicabile tra gli elementi di federalismo ed autonomia e l'autonomia. Si arriva a dire che autonomia e federalismo sono due termini che rappresentano quasi una sorta di ossimoro. E viene ribadito anche con grande forza che qualunque modifica di tipo statuale e quindi anche qualunque modifica che possa andare verso il federalismo o che abbia elementi di federalismo non può essere fatta una scelta di questo tipo attraverso la sede solitaria di un solo statuto. Non può essere quindi una sola regione nella riscrittura, nella ricerca, nella scrittura del proprio statuto a modificare l'articolo 5 dell'articolo 5 della Costituzione, che c'è l'unità e l'indivisibilità della nostra Repubblica. Guardate, i contenuti di questa sentenza sono contenuti che pongono delle serie difficoltà e dei seri contenuti e dei seri ostacoli. Ecco, se tutto questo dovesse avvenire, se le scelte che attraverso l'ordine del giorno voto e quindi attraverso l'Assemblea Costituente, che è l'ipotesi che è stata fatta da Pietrino Sotto, o attraverso qualunque altro strumento, una consulta statutaria, oppure potrebbe essere attraverso una legge costituzionale presentata da un parlamentare, come nel caso appunto di quella presentata da Antonello Callas. Ebbene, se tutto questo, se i contenuti di quelle proposte dovessero confliggere con i contenuti di quella sentenza, io penso che a noi ci rimangano ben poche strade da percorrere. Ed allora a quel punto io penso che noi dovremmo fare una scelta molto coraggiosa. Io penso che dovremmo riprenderci quella sovranità che frettolosamente abbiamo ceduto nel 1847 attraverso la fusione perfetta con gli stati della terraferma. Dovremmo rivendicare la restituzione di quella sovranità. Non potremmo fare altrimenti. Bravo.